Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su F1 2016 per PC. E raga, siamo con la nostra Force India Pantera Rosa di Ocon, pilota che mi piace moltissimo e monoposto mi piace tantissimo. Ora finalmente ho trovato la modo dove le manor non rimangono ferme, che è troppo irreale perché magari può uscire la safety car. Adesso facciamo un campionato con la Force India, cerco di farlo veloce, aspettando F1 2017, che io non vedo l'ora, mi sto gasando. La difficoltà è sempre quella, come nella carriera su PlayStation, che finirò l'ultimo anno, poi basta. E quindi 5 anni su 10 non male. E niente, la strategia ci spariamo. Edit strategy mi diria di far così. Dopo in caso la cambiamo in corsa, non ho coglione adesso. E niente ragazzi, siamo con la Force India, partiamo dal 14° posto, però penso che miglioreremo le posizioni andando avanti con la stagione. Vai raga, andiamo. Ricordo che il gioco è in inglese perché se no la mod non va. Vai. E si parte ragazzi con la nostra Pantera Rosa. Con la Panterona Rosa. Mamma mia, non ci credo. Subito. Mamma mia, subito problemi incredibili alla partenza. Pazzesco. Safety car. Subito safety car, incredibile. Devo andare anche ai box, ho paura. Vaffanculo però. È meglio andare subito a sto punto, ma andare subito ai box perché adesso deve cambiare tutto ragazzi. Cambia tutto adesso. Chiaramente saremo ultimi. Strategia completamente cambiata. Vabbè ragazzi, purtroppo è successo questo, pazienza. Adesso devo riuscire a fare una gara veramente... non so neanche io come sinceramente. Adesso avviciniamoci qua, poi ci becchiamo quando la safety car è pronta a rientrare. Avviciniamoci all'ultimo che Ericsson, eccoci qua. Le mani per fortuna rimangono in pista, perfetto, ok. Siamo pronti a riprendere la battaglia. E vediamo quanto riusciamo a rimontare, veramente... Ad una partita sfigato, ho beccato la McLaren, mi si è rotto la lettone, vaffanculo. Vai che si riprende. E si riparte ragazzi, si riparte. E subito ci prendiamo la posizione su Ericsson, molto bene. Vai che andiamo. Adesso devo fare dei giri importanti che sono la mescola più dura. Ho macchine dietro più scarse. Dai ragazzuoli, dai. Subito a bomba adesso, subito a bomba. Ok, devo sbarazzarmi velocemente delle due manor. C'è Stroll che è molto indietro. Vede che è stato colpito anche lui, perché non penso, insomma 18° addirittura. C'è molta bagarre davanti. C'è il bagarotto, perché la nostra Pantera Rosa deve superarne tanti adesso. Buono, questo sorpasso molto buono. 4 posizioni recuperate in mezzo giro. Anche questo è un buon sorpasso. Siamo molto aggressivi adesso. Cioè, guarda che bagarre davanti, guarda il bagarotto davanti. Mamma mia, qua ho distrutto Hulkenberg, adesso c'è Palmer. Con la domenica delle Palmer. Occhio, lungo, no sì. Attenzione che dura Chiasè.
Giro record di Valtteri in Mercedes. Beh, che ce lo pigliamo, Palmer. Very good. Superato Jolion. Adesso abbiamo Kvyat. Abbiamo Danny. Abbiamo il porco di Danny, signori. La Force India non è come guidare la Ferrari nella mia carriera, cazzo, che tutti gli upgrade. C'è molta differenza, ragazzi, e si nota. Ok, porco. L'unica pecca di sta mod è che solo in inglese funziona bene. In tedesco, in italiano no, fanculo. Almeno quella che ho trovato io. Già a prendere Kvyat facciamo più fatica, cazzo. Sarà durissimo andare a punti, raga. Sarà veramente un'impresa, ma noi ci proviamo. Speriamo in bagarre davanti, in casini vari. Teoricamente noi dovremmo finire con le gomme migliori rispetto agli avversari. Dopo noi chiudiamo quelle super soft di nuovo, spero di farcela. O quelle soft, ma vedremo, insomma. Qualcuno va ai box. DRS enable. Il Cume a caccia, il Cume. Sono le due Red Bull che stanno dando veramente battaglia. Noi stiamo recuperando, guardate che roba. Adesso devo fare il sorpasso, raga. Devo superarli tutti e tre, cazzo. Non devo perdere tempo. Anche se davanti in monoposto forse migliori. Toro Rosso no, ma Red Bull sicuro. E Kvyat me lo pappo. No, scusate, c'è l'AS, ma no, sono sbagliato, ragazzi, scusate. Ecco la mod, le livree diverse. Infatti mi sembra impossibile di vedere Red Bull così indietro. Chiedo venia. Il Cume è realmente a caccia, signori. Ah, le due as abbiamo, le due as. Giro record di Gigi, record di Gigi. Una delle due as va ai box di Kevin Magnussen. Le mie gomme sono al 22%. Ok, siamo settimi, ma chiaramente tutti sono ai box. Grosjean ha un passo già comunque non male. Stai buono, porco. Il Cume a caccia di Magnus. C'è di Grosjean, scusate. Questa Force India che sta sfortunata perché è stata una bella partenza, sesto da 14esimo, ma ho colpito la McLaren e mi ha portato a rompere la lettone e dover andare ai box in regime di safety car. L'obiettivo della scuderia 13esimo invece deve arrivare almeno 10° e prendere il primo punticino irridato. Beh, staremo a vedere, ragazzi. Melbourne era anche una gara favorevole, quindi perdo punti importanti. Dove punto a far benissimo in Bahrain, gara che posso puntare anche al podio, secondo me. Una delle gare dove vado meglio, anche la Cina. Ok. Siamo addirittura terzi. È chiaro però che
Io devo ancora fare la sosta. Abbiamo Perez secondo, il mio compagno di squadra. Le due panterone rosa. Ok, abbiamo Hamilton. Ancora le soft ha messo Hamilton. Non me l'aspettavo, Beppe. Se la mia gara sarà veramente strana, nel senso dovrei sperare in un'altra safety car per fare una sosta gratuita. Hamilton mi supererà sicuro, fioi. È sicuro, raga. Gigi mi supera sicuro, purtroppo. Tengo finché posso, ma non voglio neanche perdere troppo tempo. Occhio. Ok, ragazzi, ho fatto un miracolo, 19esimo giro di box da primo, con chiaramente tutte le macchine vicine. Mamma mia, fioi. Ho tenuto le gomme il più possibile, ho fatto il It's Miracle the Cum, in inglese puro. Vai, 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 no! Non l'avevo capita questa, ma va bene. Comunque ho recuperato molte posizioni a mio parere. Più di così non potevo fare, ragazzi. Adesso devo finire il treno, devo finire la gara con sto treno. 10 G... Attenzione! Dietro a Gigi. Dai, davanti a Gigi, bravo Kuma. Questo era importante. E mo vediamo. Anche loro... se anche loro riescono a tenere 10 giri, devo tenere anch'io, fioi. Siamo ottavi. Ho fatto un'impresa a dir poco devastante. Nello stint lungo con le medie. Mamma mia, il Kuma. Il Kuma sta gasando questa pantera rosa. Con il panterone. Abbiamo Vettel davanti. Ma il Kuma ha fatto veramente una gran cosa, eh. Questa Force India mi piace, mi gasa la livrea rosa. It's Kuma, it's really good. Anche Hamilton ha superato Vettel. E adesso vediamo se riesco a tenere dalle monoposto davanti, dietro, e se riesco a recuperare da quelle davanti. Sarà durissimo, ragazzi, perché abbiamo dietro Hamilton e Vettel, quindi non due coglioni. Mamma mia, ragazzi. Sarà un'impresa titanica, disperata a dir poco. Ok. Qualcuno ai box. Siamo quinti. Quinta posizione, raga. Ricordo che ero 22esimo per un incidente al primo giro. Force India Show, signori. E che dietro sarà durissima a tenere Hamilton e Vettel. Abbiamo Bottas davanti, Valtteri. Il piccolo Valtteri. Secondo me qualcuno deve ancora andare ai box, questa è la mia idea. Tra poco proverò anche a mettere di nuovo la miscela grassa, la miscela ricca. Da quello che ho capito il problema per Vettel, e una cosa molto positiva, è Hamilton è vicino però. Sarà veramente durissima. Sì, Vettel ha problemi. Hamilton mi supera. Nessun ritiro per il momento. Dai. Giro record di Bottas. Noi siamo quinti, più di così, fio, incredibile. L'impresa kumendiana è veramente incredibile.
Hamilton è vicinissimo. Attenzione Hamilton, non ci credo. Non ci credo Hamilton, vaffancuore Hamilton però, dai. Mamma mia, fioi. Cioè, cazzo, non so. Proprio un coglione Gigi. Solito rincoglionito. Adesso abbiamo Vettel che però ha problemi, quindi Vettel ce lo possiamo ripappare tranquillamente. Certo, anche bene ragazzi, meno male. Però Hamilton secondo me ha sbagliato perché nella mia traiettoria ero davanti, cazzo vuoi? Alonso fuori. Tanto ritiro per Alfonso. Alonso si ritira dalla gara. With a report. Vediamo se viene. No, non viene. Che cazzo? Siamo quinti ragazzi, con Hamilton che ha fatto la carognata, ma ci è andata bene. Sì, Vettel comunque va molto lento, molto lento, Vettel che forse va anche ai box, Seb. Mamma mia, il miracolo comendiano, siamo quinti, fioi. Inizia l'ultimo giro ragazzi. Stiamo mantenendo il quinto posto, si è ritirato anche Stoffel Van Dorn, quindi le due McLaren fuori dai giochi. E niente, un quinto posto incredibile, insperato. Forse l'errore e la sosta subito in safety car con le gomme medie mi ha agevolato alla fine. Ho rischiato molto in questo punto contro Gigi, che Gigi è sempre un pazzo, ma alla fine è andata bene ragazzi. Il quinto posto importantissimo con Perez sesto oltretutto, con Sergione Perez sesto, quindi tantissimi punti per la Panterona Rosa Force India. Molto molto bene. Sono molto soddisfatto. Andiamo pianino, tranquilli. Ed è un risultato importantissimo. Alla prima gara vince Valtteri Bottas in Mercedes. Stroll quarto, complimenti anche a Lance Stroll. E per il Cume è un grandissimo quinto posto, sembrava impossibile e invece arriviamo quinti. Grandissimo risultato ragazzi, andiamo a festeggiare sotto i box, il muretto della Force India, molto molto bene. Molto good. Però ecco qua, eccolo qua, Toto Wolff. Complimenti a Toto Lupo. Vince Bottas, vediamo se la mod dello champagne c'è. Sono curioso. Vince Bottas, anche se la faccia di Rosberg. Sì, perfetto, molto bene, raga. Ci salutiamo con 10 punticini perfetti. E nella costruttori siamo quarti. Raga, un saluto al comandante veneziano. Ciao!